Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, innanzitutto, che cosa vi ha insegnato la sconfitta contro il Palermo? Tu dicevi avete fatto una grande prestazione, ma al di là di questo, quali sono gli insegnamenti che ne avete tratto? Ci ha insegnato che oltre alle prestazioni vanno curati anche i dettagli. Questa è stata una partita secondo me veramente giocata bene, soprattutto dopo lo svantaggio, vedere una squadra che a tutti i costi davanti al nostro pubblico vuole raggiungere un risultato positivo, però alla fine se andiamo a vedere ci hanno condannato i 2 palle inattive, un rigore che dobbiamo stare attenti e un calcio d'angolo, quindi questo però, ripeto, questo è il calcio. Questo è il calcio e lo accettiamo, su questo dobbiamo migliorare e adesso dobbiamo essere bravi in questa partita, soprattutto recuperare le energie, perché queste 3 partite ci stanno portando via tanto. Anche perché, come hai detto in conferenza stampa, ci sono giocatori come Pogiampalo che giocano in nazionale, sono abituati a giocare spesso, ma altri meno, insomma, hanno questa abitudine, voglio dire. Sì, assolutamente. Sai, quando sei abituato a giocare ogni 3 giorni, piano piano capisci qual è il meccanismo di recupero. E quando invece non sei abituato, è normale che devi essere bravo, anch'io allenatore, a stimolarli per ritornare subito in partita. Però penso che dobbiamo essere bravi e voglio vedere questa squadra qua. Un altro esame che abbiamo, reagire dopo una sconfitta, un'altra partita importante che ci aspetta contro una squadra importante fuori casa, e sicuramente faremo il massimo per fare un'altra grande prestazione. Ecco, a proposito dei prossimi avversari, su chi in particolar modo dovrete o che cosa dovrete stare particolarmente attenti? Ma in generale è una squadra che ha aumentato la qualità con Palumbo, c'è un altro grande giocatore che è Tremolada, quindi è una squadra formata molto di palleggio, qualitativa, con un allenatore che sta facendo veramente bene, con dei concetti chiari, e sicuramente per me non è una sorpresa, per me è una squadra che purtroppo, come dice la Serie B, non ci sono favorite. Sicuramente penso che alla lunga chi ha esperienza e chi ha fatto le squadre per salire usciranno, ma adesso siamo tutti lì nel gruppo. Una Serie B che tra l'altro, come hai detto anche tu più volte, bisogna stare attenti agli episodi perché è un campionato che non perdona. Assolutamente, purtroppo l'abbiamo visto l'anno scorso, ho fatto parecchi esempi già del Brescia che alla sesta va a 15 punti, cioè noi dobbiamo guardare il nostro percorso, dobbiamo sapere che ci sono delle insidie, dobbiamo sapere anche che dobbiamo essere bravi tutti insieme a capire che la Serie B non siamo una squadra, come dicono tanti, che può vincere ogni partita, però abbiamo sempre dimostrato fino adesso, e quello che voglio, che le partite ce le giochiamo. Poi dovrà essere la nostra bravura, ma ripeto, è un campionato lungo che i campionati si decidono sempre nella seconda parte. Un'ultima cosa per quanto riguarda la squadra, come stanno i ragazzi, chi sarà della prossima partita e chi invece lo dovrai tenere a riposo? Ma purtroppo Sverco ce l'abbiamo fermo e questo è un po' un problema perché dietro siamo un pochettino contati, e sicuramente poi dopo gli altri, a parte qualche botta, qualche acciacco, ma stiamo tutti bene.